È da poco terminata la conferenza stampa di presentazione di Roberto Vecchiato, il nuovo allenatore dell'Unione Clodiense. Intanto benvenuto, ti riportiamo naturalmente il saluto da parte di tutti gli ascoltatori di Chioggia Notizie. Senti mister, ci sono piaciute molto le parole di prima, quando hai parlato la felicità di essere arrivato qui a Chioggia Sottomarina, una piazza, una area geografica, una zona che tu hai definito con delle parole veramente molto belle. Beh, io credo che quando ti chiama l'Unione Clodiense devi essere felice per forza. Poi questa settimana ho avuto la possibilità, per il tempo che insomma avevo a disposizione, di vedere la bellezza di questo posto, e dunque è ovvio che la felicità adesso è molto alta, come la responsabilità, le aspettative che abbiamo per far bene nel proseguo del campionato. Noi ti ringraziamo naturalmente per il tempo che ti dedichi a noi, anche perché sappiamo che tra poco la riunione tecnica e poi a rifinitura per una partita importante come quella di domani contro l'Obermais. Ecco, per quello che riguarda, come ci ha riferito il Presidente, bisogna affrontare partita dopo partita. Per quello che ti riguarda e la partita di domani, cosa ti aspetti da parte dei ragazzi in campo? Allora, la prima partita per me, dunque capite anche la voglia, l'emozione di fare le cose fatte bene. Dobbiamo fondamentalmente risalire la classifica, questo è il nostro obiettivo. Domani dobbiamo dare una dimostrazione di atteggiamento soprattutto, di essere presenti, di combattere le difficoltà che arriveranno, perché ce ne saranno tante. Dico anche che domani è importante portare a casa i 3 punti, più anche diciamo della prestazione, della pulizia della prestazione. Dobbiamo avere un atteggiamento corretto. Dobbiamo correre, dobbiamo rincorrere, dobbiamo combattere e cominciare a farci apprezzare. Questo è l'obiettivo di domani. Ecco, il Presidente ha proprio toccato questa argomentazione. Domani l'importante è vincere, come tu avevi detto anche in conferenza stampa. Non è importantissimo il gioco, però poi ritroviamoci idealmente a maggio già del 2026. Tu avrai già portato a termine le tue valutazioni per quello che riguarda il futuro, perché il tempo più recente ci dice prendiamo i 3 punti domani contro l'Obermais, ma cominciamo a costruire la squadra per il futuro. Dobbiamo tutti metterci in gioco perché questa siano dei mesi importanti per risalire la classifica, per capire quello che si può fare, per conoscerci, per dare continuità al lavoro che stiamo per iniziare, che abbiamo iniziato. Dunque sono tante cose da mettere diciamo sul fuoco che sono stimolanti per tutti, e questo fa parte del nostro mestiere. Chioggia Notizie è la cugina, la sorella di Polesine 24. In questo momento tanti ci staranno seguendo anche da quella che è la zona appunto del Rodigino, di Adria soprattutto. Ecco, prima di lasciarti ad iniziare il lavoro tecnico, cosa dire a questo da pubblico, a questa tifoseria appunto di Adria e non solo, che ha apprezzato il tuo lavoro per 4 anni? Non nascondo il sentimento che provo per Adria, per tanti discorsi, per tante vicissitudini, per la morte di Sante, quanto io sono legato a quel posto, per gli 4 anni vissuti. Vorrò sempre tanto bene a quel posto, non si cancellerà mai questo. Spero che tutti gli amici e gli affezionati a me insomma, vogliono il mio bene anche qui, e ci sarà modo di rincontrarsi, e continuo a dire che è un posto che io porterò sempre nel cuore. Grazie mister. Ai nostri tifosi invece noi diamo appuntamento, come dicevamo prima, con il Presidente alle 14 circa per presentare la partita di domani. Sperare che sia anche una bella giornata di sole e che ci sia uno stadio Aldo e Dino Ballarin che dia la spinta appunto alla squadra granata. Concludiamo con i nostri tifosi, con quelli appunto di Chioggia e di Sottomarina dell'Unione Clodiense. Cosa dire? Guarda, io arrivo con educazione, con rispetto, in punta di piedi, cercherò di lavorare tantissimo per portare questa società dove merita. È troppo facile per me a dire che ho bisogno di tempo, ma il tempo adesso non c'è, in particolare per domani. Dopo avremo un po' più tempo per conoscerci. Dobbiamo farci stimare per l'impegno, per la corsa, per la voglia di fare, per essere giocatori e staff che vogliono il bene di questa società. Dobbiamo fare questo con i comportamenti e dopo arrivano i risultati. Grazie mister e buon lavoro. Grazie a tutti voi. Grazie a voi.